Allora, siamo sempre col dottor Davide Cecchinato, presidente di Consum del Veneto. Stiamo parlando di come riuscire a risparmiare un bel po' di soldini, tra l'altro facendo nella vita quotidiana, senza rinunciare più di tanto, ma solo stando attenti agli sprechi, ed il problema è proprio degli sprechi, oppure a truffe e raggiri, che è un altro caso, perché quando parliamo di bolletta, una volta scelto l'operatore che meglio soddisfa le nostre aspettative ed esigenze, con le tariffe che sembrano più congrue a fronte di un buon servizio, cosa bisogna stare attenti? Allora bisogna tenere sempre... Telefonate che arrivano. Sì, assolutamente, l'attenzione è molto alta perché per telefono arriva veramente di tutto. Ci sono proposte per cambiare fornitore, camuffate da sconti fatti dal gestore attuale. Ci sono bonus che verrebbero elargiti perché siamo stati selezionati e abbiamo la possibilità di avere sconti. Ci si inventa veramente di tutto. Qui la riflessione che faccio intanto è di sistema, nel senso che oggi il telemarketing purtroppo, sebbene sia regolamentato con il registro delle opposizioni, i codici di autocondotta, secondo noi non sono strumenti sufficienti, perché lo viviamo tutti, anch'io ricevo telefonate comunque di tipo commerciale e di sovente quasi ogni giorno. Quindi c'è qualcosa all'interno del sistema che non ha funzionato, non sta funzionando, e questo dovrebbe richiamare l'intervento del legislatore. Poi il consumatore deve sempre stare molto attento a fornire i propri dati, a non abboccare nel tranello, a essere vigile e adottare quelle minime regole di autodifesa per evitare di incappare nella truffa. Ad esempio, dobbiamo ricordarci che quando riceviamo una telefonata, se diciamo sì al telefono rispetto a una proposta commerciale, quella è completamente vincolante. È come se fosse un contratto. Lasciamo stare che dopo deve arrivare la conferma scritta nel settore dell'energia elettrica e del gas, ma comunque da quel sì telefonico, che talvolta viene fatto dire anche in maniera come dire, truffaldina, per poi registrarlo, inserirlo in una comunicazione differente rispetto a quella che viene fatta e carpire quindi il consenso. E quindi è meglio non dire mai sì, dire pronto al telefono, questa è la cosa fondamentale, in modo tale che e non rilasciare i propri dati sensibili. E questa era la seconda cosa, i propri dati, il codice fiscale, ma anche i dati della bolletta, se vogliamo PDR, POD e quant'altro, non dobbiamo rilasciarli a terzi, è come se fossero la nostra carta d'identità, diciamo, del rapporto di energia. E quindi dobbiamo evitare di rilasciarli a soprattutto persone che non conosciamo. Poi ci è arrivato un altro messaggio che diceva appunto, vediamolo un attimo insieme, che adesso la regia ce lo rimette in onda. Lo so che il mercato della GDO è enorme, ma queste regole dovremmo insegnarle già a scuola e farle diventare abitudine. Assolutamente sono d'accordo. Tra l'altro noi nelle scuole iniziamo proprio di qui a qualche giorno un percorso che non è proprio dedicato all'attività di acquisto, ma all'educazione finanziaria a 360 gradi, che ha anche un specifico conseguenza anche sulle modalità di acquisto, per insegnare ai ragazzi delle scuole primarie e delle scuole medie come comportarsi nel gestire delle proprie risorse, come fare le spese, come accantonare i risparmi, come evitare di cadere preda anche delle truffe. Naturalmente si tratta di tutti concetti molto semplici che vengono dati ai ragazzi anche con un supporto naturalmente da parte di un nostro educatore finanziario infatti, certificato. Perché vi avvalete di un educatore finanziario, giusto? Assolutamente. Quindi una persona esperta che spieghi in modo più semplice possibile quali comportamenti tenere. Sì, tra l'altro la nostra associazione ha recentemente
recentemente acquisito la certificazione UNI 11402, che è la regola che sostanzialmente disciplina proprio l'educazione finanziaria, e quindi noi eroghiamo proprio dei percorsi certificati di educazione finanziaria che secondo il nostro giudizio è un po' il futuro, perché in una situazione sociale in cui le risorse sono ristrette, saperle gestire al meglio anche con procedure certificate è la cosa migliore. Tra l'altro è un percorso che noi offriamo anche agli adulti, questo sia come colloquio generale ma anche come percorso personale, tramite l'affiancamento con il nostro educatore che lo può affiancare e seguire nella gestione del risparmio, nel taglio delle spese, nel capire come far fronte agli imprevisti, anche dal punto di vista, se vogliamo, assicurativo e anche previdenziale, perché dobbiamo ricordarci che noi quando andremo in pensione non avremo tutti quegli importi che ci garantisce il nostro stipendio, e prima noi iniziamo a pensare alla previdenza complementare meglio è, perché possiamo versare poco, anche 10 euro, che ne so, al mese se lo prendo per tempo, quindi che cosa sono? Pochi spiccioli, però in futuro posso avere dei grandi benefici. Questo percorso noi lo offriamo alle scuole, partiamo proprio qui a novembre durante il mese dell'educazione finanziaria, promosso dal comitato Edufin, e lo facciamo in queste scuole di Verona e Vicenza. Infatti voi l'avete fatto per 3 anni solo a Verona, sì, adesso vi siete andati fuori dal territorio, avete compreso anche Vicenza con degli istituti scolastici e quindi vi state espandendo come iniziativa. Abbiamo scritto ai provveditorati di tutto il Veneto, quelli che hanno avuto la bontà di risponderci, e li abbiamo ingaggiati con questo percorso che per noi è importante, perché come diceva il messaggio del telespettatore bisogna iniziare sin da giovani a trattare questi argomenti, poi chiaramente devono essere seguiti negli anni, e i ragazzi di oggi sono i cittadini di domani, se hanno questi strumenti possono far fronte a situazioni di difficoltà e saper gestire le risorse e il risparmio in maniera più efficace. Inizialmente, leggevo da un vostro comunicato, alcuni insegnanti erano perplessi, dicevano è troppo difficile come materia, vero? Sì, diciamo ma lo sapete che se tutti noi comprassimo solo i prodotti in offerta, le grandi marche sarebbero costrette a ribassare i prezzi, è il potere dei consumatori. Assolutamente sì, tra l'altro il telespettatore ha ragione, perché il consumatore, se si coalizza, il suo peso lo fa sentire in maniera... Noi purtroppo in Italia non siamo bravi a farlo. Ma all'estero sono bravissimi. In Germania sappiate che ci sono i grandi marchi che sono succube delle associazioni o comunque dei gruppi di acquisto, perché sanno che se non accontentano le loro pretese vendono meno, e questa è la vera dinamica del mercato. Quindi anche il ruolo del cittadino è fondamentale, sia nel aggregarsi ad altri, sia anche fare delle spese in maniera etica e sostenibile. Il discorso, anche senza la volontà, ma è stato purtroppo una situazione di fatto, causa inflazione eccetera, il mercato dell'auto è crollato, non solo dell'auto elettrica, ma perché? Perché i cittadini non hanno fatto questa scelta di acquisto, privilegiandone magari anche altre. I provvedimenti devono prenderli comunque, quindi questo è un potere, magari non di scelta consapevole, deliberata e tutto, però che ha attuato una scelta di mercato. Trasmissioni di informazione sana come questa dovrebbero farle anche la RAI, e i miei complimenti ad Adiconsum. Grazie, noi nel nostro piccolo iniziamo, chissà che non arriviamo anche in RAI, comunque intanto grazie a TV7 che ci ospita. Esatto, sono cose molto utili. Ecco, in questa cosa qua, proprio per comprendere l'educazione finanziaria, completare il discorso, sono stati coinvolti gli insegnanti e loro stessi hanno appreso delle cose molto interessanti, perché poi anche gli adulti hanno questo piccolo problema di non essere del tutto... Sì, abbiamo iniziato con gli alunni, però la nostra ambizione è riuscire magari a intercettare anche i genitori, questo sì, e verso i quali siamo disponibili a fare percorsi anche con loro, perché è un tema che riguarda tutti a 360 gradi, prima lo si affronta e prima si è in grado di risolvere i problemi. Guardate
guardate che in altri paesi l'educazione finanziaria ormai è diventata di uso quotidiano, addirittura le aziende nelle loro attività a favore dei loro lavoratori mettono in campo dei percorsi gratuiti di educazione finanziaria, perché per loro avere un lavoratore indebitato che magari deve lavorare per pagare il mutuo, il finanziamento e quant'altro, lavora male, lo sanno benissimo, sì, e quindi percorsi anche di educazione di questo genere sono ben visti, e io credo che anche qui da noi dobbiamo promuoverla il più possibile, diffonderla, perché è quasi una rivoluzione, oserei dire, è in grado di dare quella possibilità ai cittadini di essere coscienti, consapevoli delle proprie risorse, di fare scelte appunto opportune e di evitare situazioni anche di disagio. Sta crescendo in maniera importante la quota di povertà relativa nel nostro paese, anche tra i giovani, tra l'altro. E i giovani a scuola mi dicono che purtroppo giocano d'azzardo online e sperperano le loro paghette con questo sistema, perché nel chiuso del proprio cellulare si possono fare parecchie giocate senza dover accedere a nessun luogo fisico. E alla fine spendi di più di quello che puoi vincere. Ma allora si sa che se il gioco c'è, chi vince è sempre il banco. E si punta tra l'altro a questi grossi montepremi proprio perché richiamano attenzione, ma è uno su milioni di giocate che vince. Dobbiamo anche qui usare raziocinio, sapere che i milioni di euro è come, che ne so, se un asteroide potesse cadere sulla Terra, può capitare per carità, ma è una situazione veramente residuale e statisticamente quasi impossibile. Però purtroppo anche qui ci sono dei grossi interessi, e devo dire anche da parte della pubblica amministrazione, perché sapete che gran parte di chi permette il gioco in Italia sono istituzioni anche di tipo pubblico. Certo, sarebbe meglio anche qui fare una riflessione di tipo diverso e promuovere magari altri tipi di interventi più sani. Ci sono tante voci su cui avete puntato, infatti vi invito proprio a consultare questo manuale perché secondo me è molto interessante, da piccoli suggerimenti e grandi suggerimenti. Anche il mutuo è un'altra batosta mensile, vero? Sì, volevo anche rimarcare che la guida è a disposizione gratuita di tutti i consumatori veneti presso i nostri sportelli, su adiconsumveneto.it sono elencati, e anche sul sito è a disposizione, eventualmente ce la possono anche richiedere scrivendo a veneto@adiconsum.it. Il mutuo è l'altro settore nel quale si possono fare dei grandi risparmi, è un po' come anche il settore alimentare, perché i mutui impegnano delle grosse risorse, delle grosse cifre, e quindi con l'offerta commerciale bancaria che abbiamo noi fortunatamente in Italia, tramite la surroga, cioè il passaggio ad un'altra banca, la rinegoziazione, cioè stabilire regole diverse con lo stesso istituto di credito, si possono avere dei grandi vantaggi. E le cosiddette lenzuolate di Bersani, che introdussero ancora tanto tempo fa, purtroppo non ce ne sono state altre, ma ce ne sarebbe un grande bisogno. La portabilità appunto del mutuo, la surroga, è uno strumento davvero importante, però qui non dobbiamo essere pigri. La pigrizia è il nostro nemico più importante, perché se siamo pigri e ci accontentiamo del primo istituto di credito che troviamo, probabilmente non riusciamo a portare a casa il vantaggio maggiore. Assolutamente. Davide Cecchinato, è stato chiarissimo e sintetico, bisognerebbe parlarne veramente tanto, ci sono tanti capitoli molto interessanti che io proprio vi invito a sfogliarlo, perché nei gesti quotidiani a volte commettiamo delle leggerezze
leggerezze che poi possono andare a pesare sul portafoglio. Giustamente si diceva fuori onda, bisogna avere un obiettivo, non dire faccio una vita misera, ritirata e grama, ma con questi soldi risparmiati posso permettermi poi un weekend di relax, un qualche cosa che mi piace in vista di un bene diverso a cui miro, può essere uno stimolo interessante per chi non ha lo stimolo magari solo di dire arrivo alla fine del mese, che è già importante e determinante quello, perché parliamone. Allora, grazie mille di essere stato qui con noi, grazie a voi telespettatori, Grazie. vi invito a rivedere anche la puntata su YouTube, poi naturalmente sul web e visitare il sito di Adiconsum Veneto. Grazie ancora, buon proseguimento.